togliere ai presidenti delle regioni il potere di nominare i direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi delle ULSS. È questa la petizione lanciata dal senatore PD Andrea Crisanti sulla piattaforma change.org a sostegno di una proposta di legge per togliere alla politica il potere di nomina nel campo della sanità. Quindi noi vogliamo creare una differenza di responsabilità tra il controllore, l'organo politico, che di fatto deve essere responsabile del budget e di come i soldi vengono spesi, e l'ente e colui che poi effettivamente dirige gli enti periferici, cioè il controllato. Crisanti, scienziato ed ex direttore della microbiologia dell'Università di Padova, molto noto in Veneto per il suo contributo alla lotta contro il Covid con il suo studio di Vo, era entrato in polemica col governatore Zaia per la gestione della pandemia e l'utilizzo dei tamponi rapidi per il tracciamento dei casi Covid. Crisanti però spiega: non c'è nulla di personale dietro questa petizione. Questa è una mia convinzione che ho da tantissimo tempo, guardi, qui non ci sta nulla di personale. Noi abbiamo una sanità che è allo stremo, Non è che devo stare a fare qui la retorica del sovraffollamento dei reparti di pronto soccorso o delle liste d'attesa o del fatto che l'aspettativa di vita in Italia è diminuita, perché questo è sotto gli occhi di tutti, ma il risultato di questo viene da lontano, viene da 25 anni di controllo capillare politico della sanità, che a mio avviso va reciso. Per il senatore Crisanti, le nomine gestite ora creano una catena di comando dalla quale sono escluse le esigenze dei pazienti, degli operatori sanitari, dei medici e delle comunità locali. Secondo noi dovrebbero essere nominati da un organo totalmente indipendente che nomina una commissione. In questa commissione noi chiediamo che ci siano rappresentanti dei medici e degli operatori sanitari dell'azienda che impiegherà il dirigente, chiediamo che ci siano presenti rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti.